bundi, 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 bundi. Voi non abbiamo detto che si fa una tabella in un documento di test. O voi accedete il documento di test, che è LibreOffice Writer. Sulla sbarra da impresi che occhiate che supervisore, ho visto una piccola tabella fatte di piccoli quadretti. Se voi per ore mi dite, inserisci tabella, passando sulla colonna, sulle celle delle prime colonne, io vedo che diventa in blu, li sto selezionando. Se passi invece sulla rie, ho vedo anche che diventa blu. Se io passi su una cella sola, è scritto un per un, su due per uno, due cellis su una rie. Invece se io faccio così, mi dice due colonis per 7 ris. Potrebbe essere 6 colonis per 7 ris, 5, 7 per 7, 8 per 7. Poi di decidi. Allora io ho deciso di fare una tabella di 2 per 11. Perfetto, come la mia tabella è quasi pronta. Se io seleziono tutti gli celli passando per ore col mouse, o poi decidi di che dimensione che la di essere il carattere e di che tipo di carattere che ho ai voi di scelgi. Mi va benissimo che è già sistemata lì. Io dico mo, di solito l'occhiati che supervisore, occhiati in sbarre, lì che ho hai anche la possibilità di dirsi centra orizzontalmente. Vediamo se arriviamo a Straussal. Centra orizzontalmente. Non so se lo vedo. Così la scritta che io faccio sarà in tal miec de mecelle. Ma la tabella è perfettamente pronta e posso cominciare a scrivere. Allora io ho deciso che potresti provare a fare insieme, se volete dopo me le mandate anche, una bella tabella, un sondaggio di che io scrivo, cui le persone che intervisterai e ci interviste avresti voi di fare. Mi piacerebbe sapere quali sono le rose che applasin di più. La rosute che ti piace di più. Per esempio, a me, quale rosutta mi piace di più? A me mi piace di più la viola. E dopo potresti intervistare me fradi. Cui sarà me fradi c'è che piace di più? Magari non piace neanche le rosutti. Lo sai, ma provi a domandare. Messur. A Messur potresti impiacere le margaritis. La margarita. Violin. Alla mame. Alla mie mame. Cosa c'è rosutte che piace di più? Magari alla mie mame il piace rosutte che si chiama Narciso. Ma io non sai, c'è molto che si dice Narciso per Furlan. Così. Allora, in internet e anina ci clap.org. Lo scrivi lassù, sulla barra dai indirizzi, invio sulla tastiera clap.org. Che in bande occhiati impresci dizionari furlans e come poi la scrivi a batti la parola che mi interessa di Ciri, che sarà Narciso. O fas invio oppure fas CIR e come non vedi i risultati che mi dà.
come risultat mi dis narciso, sostantiv, masculin. Provin a far clic sul primo. Narciso mi dis rose blanche una vore profumate. Si clame per furlan tarcette. Perfetto. Allora, come torni, ridus la pagina che io vedi viert e io torni sulla metabelle. Scrivi in tarcette. Perfetto, non così. Dopo la mamma potresti intervistare me nonne e dopo la nonna anche il nonno. E se non hai il nonno potresti domandare a mia agne, la zia, oppure al barbe, lo zio, oppure potresti domandare a un amico, oppure anche a un'amie. E dopo chi, secondo la paraulute che mi disin loro, voi abbatti la paraule furlane che ho acchiattato su club.org. Se non lo sai già per furlan, magari la mamma e il papà sanno già dimmi per furlan la paraule, magari la nonna anche. Una roba un po' più biele. Io ai voi di sei speciale, la me viole, poi voi che si di proprio di color viola. E allora Nina colorà la paraulute viola e viola. Perfetto. La tarcetta che per solito è gialla, Nina fale di un biel giallo scuro, faccia che se no non si vede bene. Ma dato che non si vede tan ben vedeso, torni a fare clic clic per usare la parola e Nina fale un po' in grassetto. Perfetto. Mi volerà un po' di tempo per fare tutte queste interviste. Mi sono dismenteate. Se si accorge, guai si rabbia. Allora, repete, mi conventa anche maunerie, chi so. O selezioni chisterie, tasti di drette sul mouse, voi a Cirilla per aulute inserisci, o inserisci unerie sodiche lì, perché che mi sono dismenteate, ma guardi intervista anche Tony, se no mi dis di tu dopo. Tony, chissà quale che sarà le rosute che i plas di blu a Tony. Tony? Sì? Buondì a tutti, buondì a tutti. Allora Tony, quali sono le rosute che ti plas di blu a te? Mm, eh, il garoful. Però tu sei sofisticato, eh? Sì, palline, garoful, color rosso. Mandi. Il garoful i plas a Tony. Garoful. Cos'è che vuol dire? Provai a cirì. Beh no, anche voi ho disegnato una bella musutta qui sotto. Vedete che vi mostro come si fa. Voi a cirì. Vedete. Vedino sì. La mia musutta le disegni qui. O sono contente. O voi a pitturale di un biel color celeste. Così. Oh, beh, io dico, se o sposti un po' che chi stu balinut già, c'è succede? No, va bene. Torni a fare le biele contente. Così. Allora, o quindi salvare i nostri documenti nel su file, salva con nome,
lo salvin sul desktop, sulla scrivania, e mettin a il nome che sarà Rosutis, o frachin su salva, e lo vedin chi sot, e il nostro documento è bil che finito. Allora, mandi a tutti.